Aquila Trento, Fiemme e Casse Rurali. Dopo le vittorie di entrambe della scorsa giornata, le due formazioni arrivano cariche al big match. Per il Fiemme c'è la possibilità di riaprire il campionato, agli Aquilotti il compito di vincere e tentare la fuga. Calceranica Fassa. Le due squadre sono in ripresa dopo una fase non molto positiva e oggi possono approfittare delle altre partite per continuare a inseguire i propri obiettivi. I gialloverdi riusciranno a spuntarla sul Fassa? Calisio Gardolo. Grigio-rossi ancora vivi e sempre in lotta per la salvezza, mentre i giallo-blu arrivano da 2 sconfitte consecutive. Il Gardolo però è ancora in lotta apertissima per le posizioni di vetta, ma troverà un Calisio determinato a vincere. Civezzano Verla. I rossoverdi non sono ancora salvi e oggi possono chiudere il discorso affossando il Civezzano. I padroni di casa però vogliono ripetere la bella prestazione di 2 settimane fa. Riusciranno a vincere oggi? Dolomitica Telve. I gialloverdi hanno calato molto il rendimento, come dimostrato scorso weekend subendo una rimonta nelle fasi finali della partita. Oggi c'è voglia di riscatto, ma per farlo bisogna vincere sul campo della Dolomitica. Lona Lases Vattaro. Scontro diretto per la salvezza tra i locali sconfitti nell'ultima partita e il Vattaro schiacciato dalla capolista. Le due squadre si temono, ma oggi dovranno tirare fuori la grinta per uscirne vincitori. Mattarello La Rovere. Con i rossoneri che hanno pareggiato nella scorsa giornata, gli ospiti possono sfruttare l'entusiasmo della precedente vittoria per cercare un'isperata rimonta a salvezza.